Pare davvero che questa sia la volta buona. Dopo l'incontro online di ieri sera tra il governo e i presidenti delle giunte regionali, è arrivato il via libera alla riapertura dei rimanenti esercizi finora tagliati fuori dalla fase 2. La data è quella prevista di lunedì 18 maggio e per diventare effettiva ha bisogno di almeno un passaggio formale. Ha vinto la linea delle regioni, dichiara il presidente veneto Luca Zaia nella sua conferenza quotidiana. Ora il governo opererà le scelte di fondo e delegherà ogni singola regione per i dettagli. Ci sarà quindi un decreto del presidente Conte, probabilmente entro venerdì, che demanderà alle regioni la cucitura su misura dell'abito per ogni territorio. Il Veneto dunque si accinge a riaprire bar, ristoranti, acconciatori, estetiste, palestre, piscine, centri sportivi, negozi e attività turistiche. Il Comitato Tecnico Scientifico, specifica Zaia, sta delineando gli aspetti da seguire per ogni settore, comprese la balneazione nelle spiagge libere e in concessione. Quindi occorrono le direttive dell'INAIL per i lavoratori delle imprese. È fondamentale partire, non esistono attività che non riapriranno più. Zaia è comunque orientato a mantenere la chiusura domenicale per i centri commerciali. A differenza delle contigue spiagge di Sottomarina e Isola Verde, dove il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro attende ancora per dare il via libera alla possibilità di accesso, a Rosolina Mare il primo cittadino Franco Vitale ha aperto le porte delle dune e del mare ai residenti e ai turisti pendolari dall'interno della regione. Già dopo l'ordinanza di Zaia, dice il sindaco Vitali in collegamento video con Network Azzurra, non potevo non dare la possibilità di godere dell'aria aperta e del fascino di Rosolina Mare, ovviamente nel pieno rispetto delle norme in vigore. Anche i surfisti dei kite si sono così riversati nella località adriatica polisana. Vitale ringrazia il lavoro svolto dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto nel definire una posizione univoca per i parametri da attuare. Le spiagge sono prioritarie per l'economia del paese, prosegue il sindaco, e non ho dubbi che gli operatori si comporteranno in maniera eccellente, professionale e responsabile durante questo anno così particolare. La spiaggia di Rosolina Mare ha tanta sabbia e non mancheranno gli spazi per tutti. L'amministrazione di Rosolina sta valutando anche l'aumento della possibilità di occupare suolo pubblico attraverso i plateatici dei locali. Stiamo andando in questa direzione, conclude Franco Vitale, anche nelle vie di passeggio. C'è voglia di fare e ringrazio le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile per contribuire al rispetto delle regole da parte dei cittadini. Conversazione a 360 gradi di Chioggia Azzurra con l'assessora ai lavori pubblici e all'urbanistica Alessandra Penzo riguardo lo stato di alcuni cantieri che nonostante l'emergenza continuano a essere attivi nel territorio comunale. In effetti la città è cantierizzata, sorride l'assessora, anche per piccoli interventi di miglioria all'illuminazione stradale, molti dei quali sono stati finanziati con i fondi per lo spargimento del sale. La stagione invernale infatti è stata benevola dal punto di vista climatico e così l'ente ha risparmiato un discreto gruzzolo per sistemare i porfidi nelle cali e sostituire le attuali lampadine con i LED, allo scopo di migliorare l'efficienza energetica. I ritmi sono serrati per poter terminare tutto al più presto. Anche il restauro di Palazzo Granaio avanza secondo programma. In questi giorni è avvenuto lo scarico di una quantità di materiale utile alle opere. Dopo lo stop forzato, prosegue la titolare del referato ai lavori pubblici, si va veloci per consegnare lo stabile dopo l'estate, fermo restando che è intenzione del comune rimuovere la gru entro i primi giorni di luglio e sono abbastanza ottimista che si possa fare. Stallo invece al sottopassaggio ciclopedonale di Brondolo, che sarebbe dovuto iniziare durante le settimane del blocco. L'impresa appaltatrice è pronta, sottolinea l'assessora Penzo, avendo reintegrato gli operai dopo la cassa integrazione, ma partner della vicenda è l'impresa che ha dato vita al parco commerciale Clodì, essendo l'opera a suo carico fin da allora. Per questo l'ho sollecitata a intervenire, anche in ragione del fatto che per concludere i lavori ci vorranno 6 mesi. Importanti novità, invece, sempre a Brondolo, sono relative al maledetto incrocio di Missioni Romea. I rapporti con l'ANAS sono andati avanti, dice Alessandra Penzo, e finalmente siamo riusciti a trovare la quadratura per il collegamento tra lo svincolo e la viabilità comunale che sarà realizzata al Parco degli Orti. Non ci vorrà molto tempo per i progetti definitivi che saranno illustrati alla cittadinanza. La zona adiacente al ponte che attraversa il Brenta vedrà così costruita una grande circonvallazione con cavalcavia
per la messa in sicurezza anche di ciclisti e scooteristi. Infine, ma non certo per ultimi, i dettagli che riguardano l'imminente avvio di quella che sarà una strana stagione turistica. Assieme all'assessore al demanio Marco Veronese, conclude la referente all'urbanistica, abbiamo incontrato le associazioni di categoria per recepire le loro esigenze. Personalmente mi sto occupando del piano dell'Arenile, alle 3 fasce previste dal quale occorrerà andare in deroga per rispettare le norme nazionali di questo periodo. Oggi o domani partirà una lettera diretta alla Regione affinché accolga le osservazioni delle categorie stesse e conceda la deroga al piano. Ultimo giorno di servizio a Chioggia per il commissario di pubblica sicurezza Rosario Gagliardi, che da domani sarà destinato agli uffici di Piombino in provincia di Livorno. Gagliardi, quarantenne originario di Napoli, aveva assunto le redini del commissariato Chioggiotto l'8 gennaio 2018, proveniente dalla Spezia, dove era addetto alla divisione amministrativa, sociale e dell'immigrazione. In città il commissario si era fatto apprezzare nella repressione della criminalità locale, nella lotta allo spaccio di droga, nella soluzione a difficili casi di disagio e nella cura dell'ordine pubblico in tutto il territorio, compresa la difficile partita dell'ex base militare di Conetta, prima adibita a centro di identificazione per i migranti. Gagliardi, nei ruoli della Polizia di Stato dal 2002, viene sostituito alla guida del commissariato clodiense dal dottor Flavio Daddario, abruzzese di 30 anni, che si era insediato lo scorso 6 aprile, proveniente dal corso di formazione per commissari a Roma. Al commissario uscente il sincero ringraziamento di Chioggia Azzurra per l'importante e efficace attività svolta, con i migliori auspici per il proseguio della propria carriera.